Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali con cronaca, collegamenti e tanti servizi. Torneremo ovviamente a parlare del femminicidio di Tania Terrin nel Veneziano con Nordio che ha già detto che saranno inviati degli ispettori in procura. Poi torneremo a parlare anche di Nicola, il 21enne che si trova in coma farmacologico ancora a Barcellona. Le sue condizioni sono stazionarie. Ieri c'è stata una fiaccolata di solidarietà, noi siamo andati sul posto, quindi percorreremo anche quei momenti davvero emozionanti con proprio l'appello a Nicola di tornare prima possibile a casa. Ma rimaniamo nel Trevigiano perché a Oderzo una donna è stata aggredita al cimitero, sorpresa da due uomini che le hanno strappato una collana. Ci racconta tutto da Oderzo la nostra Marta Zatta, che si trova insieme a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Marta, buongiorno, ci racconti che cos'è accaduto? Sì, Daniela, buongiorno e buongiorno anche ai nostri telespettatori. Esatto, veramente una spiacevole situazione, quella di ieri in cui si sono ritrovate mamma e figlia, mamma anziana appunto accompagnata dalla figlia per trovare i propri cari qui al cimitero di Oderzo, e due uomini le hanno sorprese alle spalle, hanno tentato di avvicinare l'anziana signora e le hanno aggredite. A quel punto la figlia ha cercato in tutti i modi di appunto allontanarli, ha preso addirittura gli innaffiatoi, ha iniziato a lanciarglieli per allontanarli, li ha presi a borsate, ma purtroppo sono riusciti a strappare alla signora anziana la collana d'oro che aveva al collo. Viene quindi naturale chiedersi, se non ci fosse stata la figlia a proteggerla, la situazione come sarebbe andata. Parlando anche con chi magari il cimitero lo frequenta quotidianamente, viene a trovare i propri cari, la testimonianza di una signora che ci ha raccontato che proprio qualche anno fa ha vissuto più o meno la stessa situazione, è stata derubata della sua borsa proprio qui fuori dal parcheggio del cimitero. Una situazione che veramente non fa vivere tranquille le persone, che notano anche un cambiamento negli anni. Infatti proprio nei cimiteri anche limitrofi, dei paesi limitrofi, vi abbiamo raccontato purtroppo di episodi di furti da parte di malviventi, chi andava a rubare le grondaie del cimitero, chi addirittura andava a rubare i fiori, appunto, situazioni veramente deplorevoli e per le quali ovviamente adesso i carabinieri intervenuti ieri assieme alla polizia locale stanno indagando per risalire all'identità di questi due uomini. Non si sa al momento l'età di queste due persone né se siano italiani o meno. Sta di fatto che veramente le persone ci raccontano che non si sentono più nemmeno tranquille nel venire a trovare i propri cari qui nel cimitero, che di fatto dovrebbe essere uno dei luoghi più tranquilli, però purtroppo questi episodi non lo confermano. Sono veramente, insomma, anche con queste calde giornate sono anche tante le persone che troviamo che vengono appunto a trovare i loro cari, e i racconti sono sempre gli stessi, non si sentono tranquilli nemmeno a venire qui. Ecco quindi che ci dovremmo fare delle domande e magari ascoltare anche i cittadini che chiedono anche più controlli, come ci hanno detto prima, più controlli delle forze dell'ordine. Magari, chissà, forse questi episodi si potrebbero evitare. Daniela, per il momento dal cimitero di Oderzo è tutto, la linea può tornare a te. Grazie davvero a Marta Zatta, Nicoletta Rizzetto. Ovviamente torneremo a parlare di questo episodio nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30, l'edizione di Treviso. Ed ora andiamo nel Vicentino, andiamo a Faro Vicentino con
la scoperta dei 2 coniugi morti. Il procuratore capo di Vicenza, Giorgio Lino Bruno, mette un punto fermo nelle indagini sulla morte dei 2 coniugi Simonato, trovati senza vita, lo ricorderete, il 13 agosto nella loro abitazione. Non è stata una morte violenta ad opera di terzi, afferma il magistrato con i cronisti, e questo perché l'autopsia esclude traumi e segni di violenza. Resta da chiarire però perché siano morti. A dare la risposta ci penseranno i risultati dell'autopsia, ma ci vorranno un paio di mesi. L'ultimo contatto con l'esterno da parte della coppia risalirebbe al 7 di agosto. Si va per esclusione per risolvere il mistero della morte dei coniugi Gianna Cunico e Lanfranco Simonato di Fara. Il medico legale Nicola Pigaiani ha escluso l'ipotesi della violenza commessa da terzi. Così ha riferito ai cronisti il procuratore capo di Vicenza, Giorgio Lino Bruno, perché nessun trauma è stato rinvenuto sul corpo delle vittime. Vittime che erano in avanzato stato di decomposizione. Se l'autopsia allontana la morte violenta per Simonato, 71 anni, e la moglie Gianna di 66, trovati nella loro abitazione di Fara Vicentino il 13 agosto, le indagini hanno fissato il giorno della probabile morte, il 6 agosto, una settimana prima del tragico rinvenimento. Quel giorno la coppia ha risposto al telefono fisso di casa. I carabinieri sono risaliti alla persona che aveva parlato con la coppia. Del resto, fin da subito gli inquirenti avevano constatato che non c'erano segni di effrazione in casa e che il denaro contante era al suo posto. Dunque la rapina era da escludersi. Se gli investigatori collocano al 7 agosto l'ultimo contatto certo con l'esterno, sono in fase di analisi tabulati e celle telefoniche, mentre i nuovi sopralluoghi compiuti nella villetta in questi giorni dovranno contribuire a sciogliere il mistero sulle cause della duplice morte. In attesa dell'esito dell'autopsia, adesso spetterà alla figlia Federica fissare i funerali dopo che la procura avrà dato il nulla osta per la sepoltura. E noi continuiamo con la cronaca, rimaniamo sempre nel Vicentino. Maxi sequestro di droga, 13 kg e 8 etti di hashish sono stati trovati a Zugliano, nascosti nella vegetazione. Indagini in corso dei carabinieri per risalire ai responsabili. Maxi sequestro di droga, quasi 14 kg di hashish intercettati dai carabinieri nascosti nella vegetazione. L'operazione, che vede in prima linea il nucleo operativo radiomobile della compagnia di Thiene, scatta nella frazione di Centrale di Zugliano, lungo l'area rurale di Via Adige. È grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino che i militari entrano in azione. Arrivano sul posto e individuano, accuratamente nascosti ai piedi di un folto arbusto, ben 138 panetti di hashish per un peso totale di 13 kg e 800 grammi. La droga è stata immediatamente posta sotto sequestro in attesa degli accertamenti. Le indagini, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, proseguono a ritmo serrato con l'obiettivo di individuare i responsabili dell'ingente carico di sostanze stupefacenti e ricostruire i canali di approvvigionamento della rete criminale. E continuiamo a parlare di droga, ma ci spostiamo a Padova. Era diretto in Riviera del Brenta, dove doveva iniziare un lavoro stagionale come cameriere. Il viaggio di un giovane si è fermato in stazione a Padova, dove la Guardia di Finanza lo ha fermato con mezzo chilo di droga nel borsone. Aveva acquistato lo stupefacente a Torino, da dove arrivava perché più economico, pronto a rivenderlo nelle pause del suo lavoro da cameriere. Sulla sua strada si è messa di mezzo Penny, cane antidroga della sezione operativa pronto impiego del gruppo di Padova della Guardia di Finanza, che ha fiutato sostanza sospetta nel suo borsone da viaggio durante un controllo nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. Nel controllo sorpresa eseguito dai militari sul giovane sceso da un autobus, sono saltati fuori 5
535 grammi di hashish, suddiviso in diversi pacchi e pronto per essere lavorato e rivenduto. Per il giovane, diretto in Riviera del Brenta, dove doveva iniziare un lavoro stagionale come cameriere, che inizialmente aveva tentato di dichiararsi estraneo, è scattato l'arresto. Ed ora invece andiamo nel veneziano con una notizia che abbiamo dato ieri e che ha davvero suscitato la preoccupazione dei residenti di Duna Verde, ma anche dei commercianti, dei turisti che si trovano lì nella zona turistica veneziana. Caorle, come vi dicevo, Duna Verde si è risvegliata con la notizia ieri di una presunta violenza su una minorenne dell'Interland trevigiano. Ci sono in corso degli accertamenti per ricostruire quello che è accaduto. La giovanissima è stata portata in ospedale per delle visite mediche, per degli accertamenti e per capire che cosa gli è capitato in una notte quando è stata trovata in una panchina. Ci racconta tutto la nostra Anna Maria Parisi. Sotto shock, anche perché sono cose che a Duna Verde non sono mai successe e sinceramente, conoscendo anche la ragazzina, ci piange il cuore, perché comunque fosse una bambina delle nostre. E quindi è doloroso, tanto doloroso. Risveglio drammatico per la comunità di Duna Verde, a Caorle, nel panico e nel dolore alla notizia di una presunta violenza sessuale consumata nella notte ai danni di una ragazzina minorenne originaria dell'Interland trevigiano. Non sapevamo neanche fosse vero, perché comunque stenti anche un po' a credere a certe cose, soprattutto in una realtà così piccola, così coccola come Duna Verde. La ragazzina e la sua famiglia sono volti noti nella cittadina, frequentata da anni come meta fissa per le vacanze estive, e la notizia ha immediatamente suscitato profondo sgomento tra i commercianti del posto. Passa da noi spesso e volentieri a prendersi il gelato, ma non sappiamo altro. Siamo sconvolti, demoralizzati di questa situazione mai accaduta in questa località. Secondo le prime parziali ricostruzioni dell'accaduto, la vittima si sarebbe risvegliata su una panchina poco prima della mezzanotte, parzialmente svestita, senza pantaloni, con gli slip abbassati e in un forte stato confusionale. Agli inquirenti avrebbe riferito di un drammatico vuoto temporale durato oltre un'ora. Quindi la chiamata al SUEM 118 con l'ambulanza che l'ha portata per gli accertamenti di rito previsti dal protocollo sanitario in questo caso, per verificare se ci sia stata una violenza o meno e che cosa ha bevuto la ragazzina. Prima del blackout la minorenne ricorda soltanto che sarebbe stata avvicinata nei pressi della sua abitazione, dopo aver salutato le amiche, da un gruppo composto da 2 o 3 giovani che l'avrebbero costretta a bere una sostanza alterante o, secondo un'altra ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine, l'avrebbero addormentata improvvisamente utilizzando un fazzoletto intriso di liquido narcotizzante. L'aggressione e il successivo abuso si sarebbero poi consumati all'interno dell'ascensore di un condominio della zona. La voce del terribile episodio poco dopo l'accaduto ha fatto rapidamente il giro del paese tra i ragazzi, è scattato immediatamente l'allarme. In pratica ci ha chiamato questa amica e ci ha detto alle altre ragazze di non tornare a casa da sole. Basta, tutto qui. È stato abbastanza scioccante perché Duna Verde è un paese molto tranquillo e non ci si aspetta. Sicuramente questo. Gli investigatori avrebbero già individuato alcuni sospettati rintracciati dopo l'accaduto a consumare bevande in un locale di Duna Fiorita. Questo bar dove siamo di solito, e sono arrivati i carabinieri insieme alla polizia locale e c'era questo tavolo di ragazzi e li hanno intervistati tutti, ovviamente. Sì, li hanno interrogati tutti? Interrogati, scusami, esatto, tutti, e sono stati portati via in 2-3. Al vaglio delle autorità la posizione dei presunti aggressori, le indagini sono affidate alla polizia locale di Caorle, che sta acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali vicino al luogo del presunto abuso, per fare piena luce sulla dinamica, tuttora in fase di accertamento, nel massimo riservo imposto dalla minore età della vittima. È un disastro, non fa proprio per questa località una cosa del genere. Mi dispiace, non so cosa dire. Speriamo sia assolutamente l'ultima volta, prima e ultima. Diciamo che per quanto noi pensavamo fosse un'isola felice, effettivamente non lo è.
Non lo è e penso che, come tanti italiani stanno facendo adesso, penso che ci faremo giustizia da soli. Ed ora torniamo invece a parlare del femminicidio di Tania Terrin. Come vi dicevo in apertura di questa edizione, da Venezia Nordio apre un'indagine interna in procura, ci racconta tutto il nostro Filippo Fois che si trova proprio davanti alla procura insieme ad Alberto Pivetta per la parte tecnica. Filippo, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, il femminicidio di Tania Terrin è arrivato a Roma, dove si stanno vivendo momenti difficili. Proprio su questo tema l'attenzione è massima. In Italia ci sono stati 6 femminicidi da Ferragosto ad oggi. È un dato sconvolgente, un dato che apre un dibattito politico molto serio, che si divide su 2 ipotesi sostanzialmente. Le leggi che attualmente sono in vigore in Italia sono sufficienti a proteggere le donne che sono oggetto di violenza da parte dei propri ex compagni? Oppure queste leggi, le leggi ci sono oppure queste leggi ci sono e non vengono applicate. Per questa seconda ipotesi stanno avvenendo le verifiche che sono state chieste dal Ministro di Grazia e Giustizia Nordio, che ha chiesto tutta la documentazione sull'omicidio di Tania Terrin, per cui sia il profilo e le indagini che erano state svolte su quello che poi è stato il suo assassino Dino Keber, sia su tutta la procedura attivata per il Codice Rosso, che come sapete è la procedura che viene prevista quando una donna si trova in pericolo. Se dovessero emergere delle eventuali irregolarità, allora si aprirà una fase ispettiva che dovrebbe prevedere anche l'arrivo di ispettori ministeriali qui a Venezia. Al momento comunque i condizionali sono d'obbligo, così come la prudenza che arriva da parte del governo, il quale comunque ha fatto sapere che su questa vicenda vuole che sia fatta estrema chiarezza. Chiarezza la chiedono anche le opposizioni, per esempio la parlamentare vicentina Daniela Sbrollini ha annunciato che presenterà un'interrogazione parlamentare proprio su questa vicenda. E la chiarezza poi naturalmente la chiede la famiglia della povera Tania. Ilaria Marchiori ha incontrato e ha intervistato lo zio di Tania, Massimo Fornera. Ascoltiamo le sue parole. Dico solo che mia nipote non sarà sicuramente l'ultima, non sarà un seguito finché qualcuno non fa qualcosa, finché qualcuno che non sta al governo, che si fa tanto bello in piazza quando è il momento del funerale, non farà qualcosa, o a meno che non capiti a un loro familiare, una figlia, un nipote, allora forse si farà qualcosa, perché una persona che è stata denunciata, no, basta anche una mezza denuncia, non 5 o 6 o 7 o 8, una. Questo è l'epilogo di tutte quante le donne che hanno denunciato in precedenza, mi sembra. Cioè ormai è una fotocopia. C'è rabbia nel profondo dolore che ha segnato la famiglia di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex fidanzato Dino Keber la sera di Ferragosto. Rabbia perché nonostante la querela, le numerose segnalazioni, l'attivazione del Codice Rosso da parte dei carabinieri, l'ammonimento del questore, il finale è sempre lo stesso e deve finire. È lo sfogo dello zio di Tania, fratello della mamma Marinella, chiusa nel dolore e nella disperazione nella sua casa di Vigonovo, che punta il dito verso un sistema che non funziona e che deve cambiare. Bisognerebbe andare dove? In prefettura. Perché dico, se il prefetto ha le mani legate e arriva solamente all'ammonimento, alziamo le mani, le leggi vanno cambiate. Se il prefetto poteva fare qualcosa di più e non è stato fatto, è un semplice ammonimento, ci sono delle domande da fare, perché è giusto che chi sbagli paghi. Mia nipote ha sbagliato a frequentare, tra virgolette, ancora questa persona, perché ci sono state, ha pagato con la vita, ma deve anche pagare chi non ha fatto abbastanza, per lei e per tutte le altre donne, perché è un continuo. Mia nipote, dico solamente, se le cose vanno avanti così, non sarà l'ultima. A poco servono, continua Massimo, fiaccolate o momenti di rumore. Cosa c'entra? Cosa cambia? Facciamo la fiaccolata perché va di moda? Per farci vedere mettiamo le scarpette rosse? Andiamo in prefettura. Queste migliaia di persone che domani si mettono lì con la candelina a fare non so che cosa, un omaggio a Tania? Chiediamo giustizia per Tania, incominciamo ad andare dagli organi competenti. Tania aveva paura, ma non riusciva a chiudere definitivamente il rapporto con Keber. Era troppo buona e troppo fragile.
io l'avevo avvertita, ma zio mi fa pena, piange, non so cosa fare, mi fa una pena terribile, dice che vuole fare gesti estremi, lei si sentiva colpevole di questo. È una persona che si vendeva molto ma molto bene, io l'ho avuto in vacanza da me e ho detto che ragazzo fantastico. Poi dietro ogni brava persona si può nascondere un mostro. Io l'unica cosa che dico, se questa persona aveva dei precedenti andava fermato prima. Falle nel sistema? Direi proprio di sì. Noi, o se no, torniamo come nel Far West, importuni mia nipote, prendo, t'ammazzo. Cioè, non mi sembra. Abbiamo delle istituzioni, abbiamo dei fiori di magistrati che vengono pagati, forse se lo dimenticano, con i soldi pubblici da noi, quindi io il mio lavoro lo faccio. Se non lo faccio bene mi mandano a casa. Loro, dato che sono pagati da noi, devono fare il loro lavoro. Nel momento in cui una persona prende una denuncia deve essere seguito. Tania ha provato a reagire, la famiglia era con lei, ma, conclude lo zio, non è stato sufficiente e ora lei non c'è più. Stati tutti vicini, il discorso è semplicissimo, quando è la persona che ti perseguita, che ti sta a 4 km di distanza, che sa i tuoi orari, sa dove abiti, sa tutto, o gli metti una guardia del corpo H24 o se uno decide di fargli del male prima o poi ci riesce. Queste erano le parole di Massimo Fornello, zio di Tania, sul cui corpo verrà effettuata l'autopsia domani. Avete sentito anche il riferimento nelle parole dello zio ad una manifestazione che è quella che si terrà questa sera in Piazza Mazzini a Camponogara. La manifestazione è prevista per le 20:30, non è una fiaccolata, si tratterà di una sorta di flash mob all'insegna di quel facciamo rumore che era stato coniato dopo il tragico femminicidio di Giulia Cecchettin. Noi abbiamo sentito anche l'avvocato di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, perché la vicenda della povera Tania ricorda da vicino un altro femminicidio che c'era stato in Veneto, in provincia di Treviso. Vediamo il prossimo servizio che ci racconta di questa vicenda e altre reazioni, tra cui quella dell'onorevole Martina Semenzato, che è la presidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio alla Camera. Poi la linea può tornare allo studio. Quando ho visto il caso di Tania sono rimasto allibito. Dopo una denuncia e diverse aggressioni non concepisco il fatto di non aver agito prima. I centri antiviolenza sono attivi ogni giorno, non capisco perché si arrivi dopo, quando non si può più fare nulla. Sono le parole di Nicola Ballan, fratello di Vanessa, uccisa nel 2023 a Riese Pio X dall'ex compagno. Anche lei, proprio come Tania Terrin, aveva denunciato e anche allora non vennero prese misure cautelari verso il suo aguzzino, tanto che il ministro della Giustizia Nordio chiese una relazione alla Procura di Treviso, per poi concludere 3 mesi dopo che non c'era stata incuria. 2 casi simili, come evidenzia anche l'avvocato di Gino Cecchettin, che lancia un appello. Questo ennesimo fatto di cronaca mi ha fatto venire in mente la vicenda della povera Vanessa Ballan. Questo è un altro caso in cui una donna ha denunciato, una donna era già stata picchiata ed è finita comunque ammazzata. È evidente che qualcosa non funziona, è evidente che quando un soggetto si dimostra pericoloso va bloccato, va neutralizzato subito, non gli può essere consentito di uccidere una persona. E quindi l'appello che faccio è quello al nostro Stato di lavorarci seriamente su questa piaga sociale, di trovare le risorse se mancano risorse, di assumere personale se manca personale, ma certamente noi cittadini ci aspettiamo qualcosa di più. Questo è l'ennesimo fatto che dimostra che il sistema non funziona. Dal dossier sicurezza 2026 del Viminale, nei primi 6 mesi dell'anno però emergono dati che fanno ben sperare, ha dichiarato la Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio Martina Semenzato. Le vittime sono il 37% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare custodiale è fondamentale perché salva la vita ad una donna e neutralizza l'uomo. I numeri della violenza di genere sono diminuiti gli omicidi delle donne, sono diminuiti i reati in famiglia, sono diminuiti i femminicidi. Questo vuol dire che la rete funziona, i provvedimenti funzionano, ma quello su cui dobbiamo lavorare è una condivisione nella lotta alla violenza di genere, il patto di corresponsabilità, famiglia, scuola, società civile e politica.
Ieri vi avevamo raccontato della 99enne del Padovano che aveva sventato una truffa telefonica. Oggi la signora Yolanda ci racconta proprio in diretta come ha fatto e ci colleghiamo subito con la signora Yolanda e con la nostra Valentina Visentina e Federico Cibotto. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, noi siamo a Villanova di Campo San Piero in compagnia della signora Yolanda, 99. Lunedì è riuscita a mantenere la calma nonostante la grande paura, il grande spavento e a riagganciare e sventare una truffa telefonica. Una donna si era finta sua nipote e le aveva detto di essere molto malata, di aver bisogno di soldi per acquistare un farmaco costoso, quindi immaginate l'apprensione, la paura di questa nonna che vuole molto bene a tutti i suoi nipoti. Sentirsi dire queste parole al telefono si è molto spaventata, ma proprio parlando al telefono con questa truffatrice è riuscita a captare dei segnali che l'hanno fatta poi riagganciare il telefono. Quando è che ha capito che dall'altra parte della cornetta non c'era sua nipote Giulia ma una truffatrice? Ho capito alla fine quando mi ho telefonato alla sorella di Giulia, che mi ha detto no, la mamma è qui con me, e invece diceva che era là all'ospedale con lei, allora mi sono tranquillizzata perché ha detto è qui con me, perciò era qua a San Giorgio delle Pertiche. Però la voce al telefono era molto insistente, le ha detto anche delle frasi piuttosto brutte che non si dimentica. Non si usano, che non le uso mai usate. E le ha detto anche, la voleva far sentire in colpa questa donna. Sì, mi diceva, se non mi dai nonna mi avrai sulla coscienza quando muoio, perché se non mi faccio questo intervento devo morire perché ho tanto male, nonna, ho tanto male, continuava a dire. E lei però gli ha chiesto prontamente di passarle una persona. Passargli lo zio che era vicino e anche lui mi ha detto, ma non è la sua voce questa? E lui mi ha risposto, mamma, sto piangendo anch'io, ha detto. Continuava così. Però lei non c'è cascata e quindi ha fatto delle telefonate di verifica che sono state poi fondamentali. Sì, se non fosse stato per quello non so dove se avrei resistito ancora, perché ero sotto pressione che ormai me l'avevo vista brutta perché voglio tanto bene a mia nipote e sentire quelle frasi che sta male, che devi un tumore allo stomaco, così è stata una cosa molto molto grande. Poi lei fortunatamente è riuscita a contattare gli altri parenti e quindi ha sentito Giulia che stava bene, quindi si era rasserenata, ma lo spavento è stato tanto. Io le chiedo, visto che ci sono tante persone come lei che ci seguono e che spesso sono vittime, ricevono telefonate di finti nipoti, di finti avvocati, quando sentono queste telefonate cosa devono fare? Che consiglio si sente di dare? Di chiudere immediatamente e dire chiamo i carabinieri, oppure dire ho un figlio carabiniere e adesso chiamo lui. E questo messaggio, Yolanda, è molto importante perché a lei ha permesso di non finire nelle mani di questi truffatori che le volevano portare via degli oggetti che sono molto importanti, preziosi, ma hanno un grande valore affettivo. Sì, molto, molto proprio, perché truffatori fino all'ultimo. E ora che queste persone che girano truffatori sui paesi dagli anziani, è ora di punirli, no? Quando si prendono, si portano in prigione e quegli avvocati che difendono questa gente devono andare in prigione anche loro. Basta! Grazie signora Yolanda, lei è stata molto gentile, grazie che ci ha raccontato Posso dire di più? Sì. No, basta. Ho detto anche troppo. Lei è stata molto gentile perché ci ha raccontato la sua storia e ha dato un messaggio molto forte ai tanti telespettatori che magari ci stanno seguendo e che magari hanno ricevuto come lei queste telefonate di queste persone senza scrupoli che vogliono truffare, persone che sembrano indifese, ma se sono come la signora Yolanda sanno difendersi molto molto bene. E allora Daniela, con gli occhi bellissimi della signora Yolanda Vispi, io restituisco la linea allo studio.
Grazie davvero a Valentina Visentin, ma soprattutto i complimenti alla signora Yolanda per come ha saputo reagire ad una truffatrice. L'avete sentita dalle parole della signora che gli metteva pressione per avere i soldi. Lei insomma lucidissima, è riuscita a capire che si trattava di una truffa e a mettere giù il telefono, quindi davvero i complimenti alla signora Yolanda. E noi parliamo ancora di truffe, ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia. A Pordenone un'anziana di 86 anni è stata vittima purtroppo della nota truffa del finto carabiniere, consegnando 15.000 euro in gioielli, però la svolta a Roma Termini, dove la Polfere individua e blocca la truffatrice minorenne recuperando l'intero bottino. A Pordenone un'anziana di 86 anni è finita vittima della nota truffa del finto carabiniere. Prima la chiamata di un complice per avvisarla di una finta rapina, poi la visita a casa di una complice che, spacciandosi per un'incaricata delle forze dell'ordine, si è fatta consegnare gioielli per un valore di 15.000 euro. Tra questi anche la fede del marito scomparso. Realizzato l'inganno, la donna si è rivolta disperata ai carabinieri di Pordenone. Raccoglie i dettagli e il profilo della sospettata. Le ricerche sono scattate immediatamente in tutta Italia. La svolta è arrivata poche ore dopo alla stazione di Roma Termini, dove gli agenti della polizia ferroviaria hanno intercettato e fermato una minorenne di 17 anni. Con sé la ragazza aveva ancora l'intera refurtiva, un'operazione lampo resa possibile dalla perfetta sinergia tra carabinieri e polizia di Stato, che ha permesso all'anziana di recuperare il bottino. Smantellata dai carabinieri una fitta rete di truffatori con base a Napoli che agiva in tutta Italia ai danni di anziani e persone fragili. 8 gli arresti, 19 le denunce in questa seconda fase delle indagini, partita dall'area di Trieste l'anno scorso dopo un tentativo sventato e una truffa andata a segno, recuperato il bottino per 50.000 euro. È partita dalla zona di Trieste la vasta indagine che ha permesso ai militari dell'Arma, quelli veri, di smantellare una rete di truffatori operante in tutta Italia, per lo più con la tecnica del finto carabiniere. L'organizzazione con base a Napoli prendeva di mira anziani e persone fragili con espedienti e raggiri per farsi consegnare denaro e gioielli. L'operazione avviata dai carabinieri della compagnia di Trieste insieme ai colleghi di Napoli e altre città ha portato all'arresto di 8 persone e alla denuncia di altre 19. Sono state scoperte 18 truffe e recuperati 50.000 euro. È l'operazione Fumo del Vesuvio 2 che segue un'analoga inchiesta del marzo 25. Oggi sono state arrestate in Campania 3 persone ritenute i vertici dell'associazione per delinquere. Il capo dell'organizzazione è un napoletano di 30 anni. La seconda fase delle indagini è stata avviata l'anno scorso dopo un tentativo di truffa sventato ad Aurisina il 25 gennaio, dove un giovane trasfertista era stato scoperto dalla coppia di anziane vittime, riuscendo però nello stesso giorno a mettere a segno un colpo a Muggia, rubando ori e denaro per 33.000 euro a una signora. I militari del nucleo investigativo di Trieste lo avevano identificato in pochi giorni, risalendo poi ai mandanti e altri membri dell'associazione. Una struttura piramidale con alla base gli esattori, al centro i telefonisti e al vertice gli organizzatori. 4 le fasi della truffa: la selezione delle vittime e l'aggancio sui telefoni di casa, con il finto carabiniere che comunica una notizia tragica riguardante un figlio o un nipote. Seguono la pressione psicologica e la richiesta di denaro o gioielli per evitare il carcere o ripercussioni legali al parente. Infine l'arrivo di un delegato che suona il campanello, ritira il bottino e si dà alla fuga. Ed ora parliamo invece di maltempo, un'ondata che dovrebbe arrivare in queste ore anche qua nella pianura padana, ma che ha già colpito l'altopiano dei 7 comuni, centinaia gli alberi caduti fra Asiago e Denego. Sul posto per noi Ferdinando Caravello e Andrea Benetti per la parte tecnica. Ferdinando, buongiorno. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo a Foggia, siamo a 50 metri dalla chiesa del paese e come potete vedere i vigili del fuoco stanno smantellando uno
dei 3 tetti di altrettante case che sono stati divelti questa notte dalla forza del vento, e un'ondata di maltempo che è sopraggiunta sull'altopiano verso le 2 di notte, facendo parecchi danni qui a Foggia, a Enego e ad Asiago. A Enego e ad Asiago ci segnalano soprattutto alberi caduti, smottamenti, piccole frane, sono caduti anche alcuni alberi su autoinsosta, uno addirittura su un bus di linea che era parcheggiato per la notte, ma i danni principali sono qui a Foggia. Sono state scoperchiate, dicevamo, 3 case, sono i tipici tetti di lamiera di questa parte dell'altopiano. Ci raccontano i residenti che verso le 2 e mezza di questa notte il vento si è fatto sempre più forte, poi sono arrivati 2 colpi fortissimi che hanno letteralmente sollevato i tetti di queste case con questa situazione. Adesso i vigili del fuoco del distaccamento di Asiago stanno tagliando via queste lamiere, si erano incastrate sui cavi della luce. Vi facciamo vedere intanto queste immagini con Andrea Benetti. Si erano incastrate sui cavi della luce, quindi hanno dovuto togliere anche l'illuminazione, hanno dovuto togliere anche la rete elettrica a tutta questa zona del paese. Ci vorrà del tempo perché la situazione è molto molto complicata, però sta arrivando ancora maltempo. Potete vedere le nuvole alle spalle di questa abitazione, ed è plausibile pensare che entro mezz'ora, un'ora al massimo, si scatenerà di nuovo un altro temporale qui sulla zona. Diventerà impossibile lavorare, e soprattutto tutto quello che non è stato messo in sicurezza in questa e nelle altre case senza tetto, insomma, il rischio di infiltrazioni d'acqua è fortissimo. Non ci sono feriti ed è davvero una buona notizia, perché con quello che è successo il rischio di che qualcuno si facesse male era davvero molto alto. Una nota di servizio che ci arriva proprio in questo momento da Gaglio: ci dicono che è stato completamente scoperchiato il cimitero della frazione di Stoccareddo, sono state lanciate a decine di metri di distanza le lamiere delle tombe di famiglia, quindi una serie di danni veramente importanti qui su quasi tutto l'altopiano. Nella zona di Conco, nella zona di Rozzo, nella zona di Roana non è successo quasi nulla, ci segnalano poche piante cadute, qualche disagio magari per la viabilità, ma niente di grave. I danni grossi sono qui, potete vedere queste operazioni andranno avanti parecchio, sono arrivati anche i tecnici della distribuzione dell'energia elettrica. Resta da capire che cosa succederà poi, se arriverà un'altra ondata di maltempo, ma questo magari ve lo raccontiamo più tardi. Grazie davvero a Ferdinando Garavello. Ovviamente continueremo a seguire la situazione del maltempo, come avete sentito, nei 7 comuni dell'altopiano, ma nel pomeriggio, secondo l'allerta, dovrebbe arrivare anche qua in pianura, quindi continueremo a seguire questa perturbazione, questo maltempo che continuerà anche per la giornata di domani. Ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio con altri servizi alta cronaca. Siamo tornati nuovamente in studio con la nostra prima edizione e andiamo subito a Onigo di Pederoba, perché una comunità intera si è stretta per l'ultimo saluto a Don Lino Bertollo, che è morto in un incidente stradale domenica scorsa alla fuoriuscita autonoma dell'auto. Sentiamo subito il nostro Lucio Zanato. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, ti correggo perché non è una sola comunità, ma ci sono state le comunità di Casoni Mussolente, di Grisignano, di Gardigiano, di Abbazia Pisani, di Borghetto, di Peseggia e naturalmente di Pederoba e Onigo, che poi sono, diciamo così, le comunità che Don Lino Bertollo ha servito da quando a 32 anni è diventato sacerdote. Lo ricordi domenica l'incidente, la vita spezzata a 66 anni e oggi le esequie, alla presenza di ben 2 vescovi e 115 sacerdoti. Pensa che c'era il vescovo ovviamente di Treviso che ha presieduto, Michele Tomasi, ma c'era anche Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, che ha voluto ricordare come domenica scorsa proprio Don Lino Bertollo avesse passato il pranzo di mezzogiorno insieme a lui. E comunque tutti lo ricordano, tutti l'hanno ricordato come un sacerdote buono, un sacerdote a disposizione, un sacerdote tra l'altro che, essendo arrivato
alla vocazione sacerdotale in tarda età, 32 anni, era una persona che aveva anche vissuto la vita e quindi era molto pratico, molto diretto, molto incisivo. La cosa che si è ripetuta più volte anche dal vescovo, ma non solo, è che queste comunità non erano preparate ad un addio di una persona che sapeva come dire, amministrare il ministero sacerdotale, ma sapeva anche essere vicina alle comunità. Ci ha toccato intanto la presenza fortissima, perché immagina la chiesa che vedete qui di Onigo, era colma all'interno, ma c'era tantissima gente all'esterno. Era stato predisposto dagli alpini e non solo, dal servizio, tutta una serie di ovviamente panche e addirittura 2 maxi schermi per poter seguire all'esterno la celebrazione. Segno proprio di quanto Don Lino Bertollo abbia inciso nelle comunità dove ha prestato il suo servizio. Appunto, la cosa che comunque rimarrà di lui è il suo ministero, ma soprattutto la sua bontà, la sua capacità di interagire a tutte le generazioni. Ci ha toccato proprio le immagini, le faremo vedere questa sera nel corso del telegiornale, dei bambini del catechismo, che alla fine della cerimonia, quando la bara è stata riposta sulla macchina che l'ha portata verso Mussolente, dove in questi momenti viene tumulata nel cimitero proprio della comunità, dicevo, questi bambini del catechismo hanno voluto portare dei fiori e anche piccoli doni a seguito appunto di Don Lino. E con questo per il momento da Onigo è tutto, a te la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato. Ovviamente parleremo ancora di questo saluto, l'ultimo saluto di più comunità, come avete sentito, per Don Lino, e lo seguiremo anche nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30, l'edizione di Treviso. Noi ora torniamo a parlare, ne abbiamo parlato anche in apertura, di Nicola Maggiotto, il 21enne che è ricoverato all'ospedale di Barcellona in coma farmacologico. Le condizioni sono stazionarie. Ieri nella sua città d'Asolo c'è stata un fiaccolato di solidarietà. Tutti gli amici, ma tutto il paese si è stretto per dare forza a questo giovane che in queste ore sta davvero combattendo per riuscire a tornare a casa. Dunque per noi sul posto c'era Elena Dal Forno. Si è appena conclusa la fiaccolata per Nicola Maggiotto, siamo con la zia Anita Pellizzari. Le emozioni di questa serata e anche questa videochiamata con i genitori. È stato veramente emozionante e incoraggiante vedere tante persone che vogliono bene a Nicola e alla sua famiglia. È dura, però siamo in tanti ad aspettarlo e a sperare che ritorni presto a casa. Aiuta. In spagnolo dicono una cosa: avete mandato buona vibra. Bene, chissà che ci ritorni. Le speranze sono quelle ovviamente di rivederlo presto a casa. Voi che notizie avete? Al momento Nicola rimane stabile e noi viviamo questa stabilità nei suoi parametri, insomma, come un segnale positivo. Quindi restiamo fiduciosi e positivi in questo senso. Sono buone notizie, nessuna notizia buona notizia, quindi? Sì, assolutamente, assolutamente. C'è una novità, che sembra che ci sia un frame che incastra gli aggressori di Nicola. C'è forse una speranza in più? Non so niente di questo, non ne sono stata informata, quindi io so soltanto che la polizia spagnola sta facendo indagini, che sta visionando appunto i video che possono essere reperiti, però non ho avuto notizia di questo. Io spero che prendano appunto chi ha commesso questa azione indegna nei confronti di mio nipote. Però al momento la nostra preoccupazione e la nostra attenzione è esclusivamente verso Nicola e le sue condizioni. Lei ha detto una cosa bellissima, non moe tosati, non mollate ragazzi, perché Nicola non avrebbe mollato mai. Nicola, scherzavamo prima e dicevamo che Nicola è un gran testardo e avrà la testa dura per qualcosa, no? Queste dunque le avete sentite le parole della zia di Nicola.
e sembra aver dato in effetti risultati significativi, riconoscimento fotografico di alcuni tra i presunti responsabili della rissa in cui è rimasto gravemente ferito proprio Nicola Maggiotto. Vari frame prelevati dalle videocamere interne ed esterne al locale in cui i ragazzi trevigiani avevano trascorso la serata avrebbero infatti catturato fisionomie corrispondenti a quelle memorizzate dagli amici di Nicola nel teatro dello scontro, consentendo quindi alla polizia di indirizzare meglio le proprie ricerche. Insomma, presto potrebbero essere individuati i responsabili di questo violento pestaggio a Nicola. E domani ricorre il 17° anniversario della tragedia di Rio Gere a Cortina, il ricordo dell'equipaggio dell'elicottero del SUEM, l'amarezza per l'indifferenza nei confronti degli ostacoli al volo, e ci racconta tutto la nostra Tiziana Bolognani. 17 anni dalla tragedia di Falco, ricordo indelebile, dolore incancellabile per quanto avvenne quel pomeriggio, un pomeriggio di grande pioggia. A fianco a me Fabio Rufus Bristot, all'epoca delegato del soccorso alpino bellunese, uno dei primi ad arrivare a Rio Gere, il luogo in cui si consumò la tragedia. Bristot, intanto le chiedo di ricordarci brevemente le fasi più come dire, dolorose di quel pomeriggio. Le fasi dolorose sono le mancate risposte alla radio dell'elicottero, e presto si ebbe la consapevolezza che la tragedia si era consumata sotto il cristallo alle 15:04 di quel 22 agosto, dove perirono all'istante Dario, Fabrizio, Stefano e Marco. Giornate molto dolorose in cui però il soccorso alpino ha avuto l'appoggio e l'umanità delle comunità della montagna, che si è stretta attorno a questa organizzazione, attorno al 118, e questo abbiamo potuto vederlo anche ai funerali del 25 agosto, in cui 10.000 mani applaudirono, in qualche modo attribuirono onore a questi che non devono essere considerati degli eroi, ma degli operatori dell'urgenza, dell'emergenza sanitaria e del soccorso alpino. Ecco, perché lo ricordiamo, quel pomeriggio Falco si alzò in volo per andare a verificare proprio nell'immediatezza un probabile incidente proprio in quella zona. Sì, Falco aveva appena terminato un'operazione di soccorso a favore di una donna che aveva subito un trauma narto inferiore, e subito dopo, su richiesta dei carabinieri di Auronzo, aveva verificato, o meglio effettuato, una prima perlustrazione per la possibilità che ci fosse qualcuno coinvolto a seguito degli eventi del maltempo molto intensi che avevano colpito il passo in modo particolare. Effettuò per scrupolo una seconda ricognizione. L'impatto con gli cavi purtroppo della media tensione fu un elemento che portò alla caduta dell'elicottero, alla perdita della portanza dell'elicottero a causa dell'urto stesso, e purtroppo alla perdita di 4 vite umane. Ecco, lei ha parlato di questo, cioè della circostanza, no? Dell'impatto con i cavi della media tensione. Da allora, in maniera reiterata, ci sono state le richieste per intervenire con legge alla rimozione agli ostacoli del volo. Ci sono state diverse proposte, diversi impegni trasversali, e pur tuttavia la rimozione, le promesse, diciamo, gli impegni sono rimasti nel cassetto, sono rimasti lettera morta. Lei oggi rinnova questo invito, perché è un invito che guarda certamente alla sicurezza del territorio, alla sicurezza degli equipaggi, alla sicurezza di quelli che noi oramai banalmente definiamo gli angeli, ma che angeli, voglio dire, non sono persone che danno tutta la loro vita per gli altri.
Sì, è paradossale che dopo 17 anni non ci sia stato ancora un provvedimento di legge a fronte di 3 disegni di legge che sono naufragati nel tempo. Da qua l'invito ai legislatori, in modo particolare a quelli bellunesi che siedono in Parlamento, di presentare e finalizzare una legge che tuteli gli equipaggi di alisoccorso. Ecco, devono essere tutelati gli equipaggi. Negli anni ci sono state anche molte iniziative, diciamo, visive, no? Come quelle di sistemare sui cavi della media tensione dei palloni perché questi cavi vengano visti durante i voli. Certo, ci vuole di più. Intanto noi lo ricordiamo questo 17° anniversario, lo ricordiamo con Fabio Bristot, lo faremo nei nostri telegiornali. Grazie davvero a Tiziana Bolognani e anche al suo ospite. Noi ora andiamo a Trieste. Ci sarebbero questioni economiche in sospeso all'origine dell'aggressione a coltellate tra operai balcanici avvenuta ieri nel primo pomeriggio in via Rigutti. Le indagini della polizia complicate dall'assenza di telecamere in zona. Una questione di debiti in sospeso tra le 5 persone coinvolte. È sul movente economico che la polizia sta indirizzando le indagini per far luce sul brutale regolamento di conti di ieri in via Rigutti. 4 operai kosovari sono finiti in ospedale dopo la violenta lite con accoltellamento, un vero e proprio agguato in cui gli aggressori sono scesi da un'auto e hanno accerchiato gli occupanti di un'altra vettura. Prima i pugni e le urla, poi il coltello e, secondo qualche testimone affacciatosi per il frastuono, anche un martello, arma sulla quale però non c'è alcuna conferma da parte della polizia. Non è in pericolo di vita il più grave dei feriti, l'unico ancora ricoverato a Cattinara con diversi tagli alla schiena e alle braccia. Da chiarire anche la presenza sulla scena di un muratore serbo che ha riferito agli agenti di essere stato accecato con lo spray urticante. Le indagini sono complicate anche dal fatto che non ci sono immagini disponibili dalle telecamere. La polizia ha già sentito alcuni testimoni dell'episodio, sul quale rimangono ancora molti dubbi e zone d'ombra, a cominciare dalla presenza o meno di un mandante di quella che è sembrata a tutti gli effetti una spedizione punitiva. La pista dei debiti appare quella più accreditata dagli investigatori: pagamenti non rispettati, denaro legato forse alla lotta per gli appalti in città. Non sarebbe il primo episodio a Trieste. È ancora vivo il ricordo della sparatoria in via Carducci di 5 anni fa, che fece emergere la rivalità tra 2 famiglie kosovare proprio per il controllo dei cantieri. Ed ora torniamo in Veneto, andiamo a Padova, una giornata speciale al Museo delle Farfalle di Montegrotto Terme per una bambina di Gaza, ospite a Padova con il fratellino e la mamma. Una festa di compleanno tra le farfalle per la piccola Batul, che ha compiuto 7 anni. Batul arriva da Gaza ed è a Padova insieme alla sua mamma e al fratellino, che è stato curato per le ferite riportate durante un'esplosione di una bomba che ha ucciso il papà e il fratello maggiore. Grazie all'interessamento del sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, e alla direzione del Butterfly Ark, la bambina ha festeggiato il suo compleanno nella casa delle farfalle. Insieme a lei altri 32 palestinesi accolti a Padova dal febbraio 2025 grazie all'associazione Padova Abbraccia i Bambini, che ha avviato un percorso di accoglienza minori vittime di guerra. Per Batul, dolci palestinesi preparati dalla sua mamma, e poi grazie alla guida ad un interprete la visita del Bosco delle Fate tra le numerose specie di farfalle presenti nella storica struttura di Montegrotto Terme, tanto amata dai bambini. Nel 2026 ad aumentare non sono solo i gelati, cresce anche il costo della tazzina di caffè. Padova e Treviso, le città dove l'aumento è maggiore. Espresso, un espresso semplice. Americano? Espresso, normale, non macchiato. Io lo prendo liscio. Una macchiata con un po' di zucchero. Liscio, macchiato, in tazza grande o piccola, il caffè in tutte le sue sfumature è una delle bevande più amate dagli italiani e apprezzate dai turisti stranieri, ma ormai berlo al bar è diventato sempre più costoso. Rispetto a 5 anni fa costa un quarto in più e si avvicina sempre di più alla soglia di €1,50. I dati sono quelli rilevati dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi CRC, che con Assutenti ha realizzato uno studio sul cosiddetto caro tazzina. Bolzano si conferma
conferma la città con il prezzo più alto, ma tra le 11 province italiane che hanno raggiunto la soglia dell'1,40 € rientrano anche le Venete, Treviso e Padova. Quanto costa il caffè? 1,50 €. Abbiamo fermo da 4 anni perché siamo partiti già con una qualità alta, dovremmo aumentarla ma non lo facciamo. Quanto costa il caffè? 1,50 €. Cambia se viene servito al tavolo o al banco? Non c'è il prezzo del servizio al tavolo, viene 1,50 € per tutti. All'ombra del santo il costo del caffè può anche salire se si consuma seduti al tavolo e non al bancone. Servito a tavolo ha un costo maggiore. Se arriva? Nel caso nostro, che abbiamo plateatico molto costoso davanti alla Basilica, viene 2,50 € il caffè. Al banco il prezzo più comune in centro a Padova è di 1,40 €, mentre alcuni bar a fatica cercano di mantenere l'1,20 €. Alla base dei rincari non è solo la materia prima, ma il costo dell'energia per gli esercenti. Da un annetto, 2, è aumentato di 10-20 centesimi in base a dove si va, però più o meno sta sull'1,30 €. Prendendo il caffè sempre sulla mattina, negli ultimi anni un po' tipo sui 20 centesimi. Il caffè italiano però resta il più buono e rispetto ai paesi del nord Europa il più economico, come ricorda questa turista tedesca. Cheaper and better. This is a cappuccino, però espresso, normalmente espresso. E prima di andare in pubblicità andiamo a Mestre, raddoppiare il parco attraverso la bonifica e il recupero dell'ex scalo ferroviario sostituendo l'asfalto con alberi e percorsi nel verde. Sarà questo il nuovo volto del parco Piraghetto. Un parco più grande e meno cemento per il cuore della città. Tra le ipotesi al vaglio dei tecnici c'è il recupero di alcuni stabili abbandonati da trasformare in aule studio e biblioteche dedicate a studenti e giovani, a cui si affiancheranno laboratori e spazi per attività culturali, artistiche e creative. E inoltre servizi diffusi, pensati non solo per i frequentatori del parco, ma come volano di trasformazione per l'intero quartiere. Il nuovo volto del Parco Piraghetto a Mestre continua a prendere forma nelle idee e nei progetti. Interverremo per demolire tutti questi edifici abbandonati, togliere l'asfalto dappertutto, sistemare e bonificare il terreno e realizzare il raddoppio del Parco del Piraghetto. Verde, alberi, camminamenti in mezzo alla natura, degli edifici dedicati ai giovani, agli studenti, ai nostri ragazzi delle nuove generazioni, nel cuore di Mestre. Un ruolo centrale nel nuovo assetto lo giocherà anche lo sport. Il campo da calcio esistente verrà valorizzato e potenziato con nuovi servizi di supporto e verranno valutate ulteriori attrezzature per l'attività fisica e ricreativa all'aperto. La vocazione sportiva rimarrà strettamente integrata a quella ambientale e sociale, tutelando la natura totalmente pubblica del Piraghetto. L'area, infatti, non diventerà un impianto chiuso o a uso esclusivo di società, ma resterà uno spazio accessibile a tutti in modo libero, dove far convivere l'aggregazione, il tempo libero, lo sport e il gioco. La progettazione finale terrà conto inoltre in modo prioritario, assicura il Comune, delle segnalazioni dei residenti e delle scuole del quartiere. Il Parco Piraghetto è un parco molto importante per la nostra città, che con questo tipo di progetto non solo si allarga, raddoppia, ma verrà riqualificato anche nella sua parte storica. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Sì? Sì, te lo do io. Vai. Siamo tornati nuovamente in studio con la prima edizione, vi presento subito gli ospiti. Stefano Pelloni, Partito Democratico, dovrebbe essersi collegato con noi. Buongiorno. Non ti sentiamo. Ecco qua, ti sentiamo. Buongiorno. E Cristian Schiavon della Lega, buongiorno anche a lei. Sì, buongiorno a tutti, a Stefano e grazie per l'invito. Partiamo ne abbiamo parlato in questi giorni del femminicidio di Tania Terrin, però la cosa su cui vorrei focalizzare adesso è Nordio adesso ha avviato un'indagine in procura.
per cercare di capire che cosa realmente è accaduto. Qualcosa probabilmente è mancato nel sistema, perché una persona insomma recidiva, che aveva già avuto delle problematiche e una persona che comunque aveva già ricevuto delle denunce non aveva nemmeno un braccialetto elettronico. Forse quello non sarà la soluzione definitiva, però forse qualcosa in più poteva fare. Quindi io prima chiedo proprio a Schiavon, qualcosa è mancato. I cittadini, poi parliamo poi di sicurezza in genere, però questo è insomma, siamo arrivati a un femminicidio, l'ennesimo. L'ennesimo purtroppo, perché ormai non si capisce più cosa ci sia nella testa degli esseri umani, ma nel fatto di cui stiamo commentando tristemente la vicenda, effettivamente c'è un percorso che è saltato, perché obiettivamente se erano state fatte degli esposti, delle denunce, mi viene strano che ho letto 8-9 richiami, denunce, sia tutto stato lasciato al caso. Fa bene il ministro Nordio, fanno bene adesso le autorità di competenza nel seguire il percorso che ha portato a questa discrasia materiale tra la denuncia e il mancato controllo su questo individuo, che sicuramente aveva dei problemi mentali, perché io molte volte, insomma, sembra scontato ormai parlare di femminicidio, che è una tragedia senza eguali. Io non capisco cosa ci sia nella testa delle persone per una mera gelosia o possesso arrivare a tanta crudeltà, perché poi quando vai anche nel merito di quello che queste persone, questi malati mentali fanno, mi si gela il sangue, insomma. Quindi oltre le mancate precauzioni, braccialetto, non braccialetto, comparizione in caserma, non caserma, c'è una crudeltà che è veramente brutta e drammatica. Stefano? Sì, chiaramente dobbiamo aspettare l'esito delle ispezioni per capire cosa non è funzionato. È evidente che qualcosa non sia funzionato all'interno dell'iter ordinario di fronte a tante segnalazioni, dopo non si capisce se siano state tutte trasformate in denunce oppure se erano solo segnalazioni che venivano di seguito alla denuncia iniziale. Comunque poco cambia, insomma, qualcosa non è funzionato e purtroppo a rimetterci la vita per l'ennesima volta è stata una giovane donna. Vedete, io penso che questa sia un'urgenza su cui la politica dovrebbe interrogarsi e dovrebbe capire come affrontarle. Certamente c'è una parte di politica, pensiamo appunto a una forza politica, quella di Vannacci, che dice espressamente che il femminicidio non esiste e che sono contrari e anzi vorrebbero togliere il reato del femminicidio e lasciarlo solo come un omicidio ordinario, diciamo così. Secondo me invece l'aggravante che è stata approvata dal Parlamento è stata un'aggravante corretta, ma comunque questo non basta, perché è chiaro che una cosa la sappiamo, le pene non fermano i reati, purtroppo. L'aumento delle pene non ferma i reati, perché purtroppo se una persona arriva a pensare di uccidere un'altra persona, non è che lo smette di pensarlo perché ci sono 5 anni in più di carcere o 5 anni in meno, è in un vortice, in una spirale di devianza criminale che non si ferma o non si lascia intimorire dalle aggravanti, e quindi è chiaro che la repressione del crimine in sé non basta, non certo. Può essere utile alla prevenzione. Serve anche tanto lavorare su un cambio di cultura e su un'educazione diversa del genere maschile,
che vive la donna come una proprietà, una cosa di suo possesso, in cui non riesce minimamente ad accettare la fine di una relazione, e di fronte a queste situazioni problematiche e queste devianze dobbiamo lavorare su dei protocolli che siano sempre più efficienti e efficaci per dare una mano alla rete dei centri antiviolenza, ad esempio, che purtroppo, ce lo dicono sempre, sono sempre troppo poco finanziati, ecco, quindi anche questa Stefano, scusa, tu parlavi, Stefano, parlavi di un cambio di cultura, però anche del fatto che secondo te pene più severe non servirebbero, mentre mi pareva insomma un dissenso da parte di Schiavon su questo. Sì, allora non voglio far polemica sul caso che stiamo parlando in generale. Io sono convinto che giustamente la repressione non sia la manna dal cielo, però noi arriviamo da decenni dove le pene non sono sicuramente applicate con dei richiami o con delle pene severe e corrette. Mi spiego meglio. È inutile oggi che continuiamo ad avere una società dove chiunque può delinquere e non viene applicata una pena certa, perché obiettivamente oggi alla nostra società mancano delle pene certe. Ripeto, non voglio entrare nel merito del caso, ha ragione Stefano, mancanza di cultura, l'ho detto io prima, nella testa delle persone scatta qualcosa di malvagio, però a 360 gradi a questo paese mancano delle pene certe, perché è quello che dice chiunque per strada. È inutile che io abbia uno stato di polizia o forze dell'ordine che riescano a prevenire magari un reato, e questo il giorno dopo è lì a fare quello che vuole esattamente come faceva il giorno prima. Le pene non saranno la soluzione, però almeno che si cominci. Poi sono d'accordo con Stefano nel proseguire anche in percorsi sociali da finanziare da parte dello Stato, o forme di cultura partendo anche dalle scuole minori, dalle medie, dalle elementari, dalle superiori. Però insomma, la certezza della pena secondo me è necessaria e doverosa, perché chi sbaglia deve pagare, perché io se sbaglio pago, qualcun altro invece sbaglia e continua a sbagliare. Ecco, Stefano, qui si parla anche di sicurezza. Stefano, scusa, si parla di sicurezza anche in genere, non solo di femminicidio ovviamente. Sì, attenzione, non voglio... parliamo di sicurezza in genere, dove i cittadini sono comunque esasperati. Vogliamo insomma parlare anche dei continui furti, di ladri che vengono presi e poi si rivedono gironzolare nei paesi il giorno dopo. C'è da questo punto di vista però bisogno di un cambio di marcia, Stefano? Sì, assolutamente, però guardate, è questo secondo me il problema di come imposta il discorso sulla sicurezza la destra in Italia. Il governo Meloni negli ultimi 4 anni ha introdotto, cioè da quando è in carica, ha introdotto 57 nuovi reati, ha introdotto 60 aggravanti e ha aumentato le pene fino a 500 anni sommate tutte, insomma. Abbiamo una riduzione dei reati in Italia grazie a questa ondata di nuovi reati? No. Perché purtroppo i criminali, guardate, non è che decidono se fare una rapina o non fare la rapina in base agli anni di carcere che sono stati previsti. Se domani mattina dessimo 10 anni in più di carcere per le rapine, non è che la gente smette di fare le rapine, purtroppo. La gente smette di fare le rapine se ci sono i controlli delle forze dell'ordine. Allora la politica è molto più semplice per la politica trovarsi in Parlamento, fare una legge e dire aumentiamo gli anni di carcere, diamo ai minori di 14 anni, ai minori fino a 14 anni la responsabilità penale, che possono anche andare in carcere. Perfetto. E cosa abbiamo risolto?
Niente, perché finché non si mettono soldi sulla sicurezza, tutto il resto sono chiacchiere. Allora, purtroppo questo è il quadro. Io chiedo ai cittadini italiani: state meglio o state peggio rispetto a 4 anni fa? Si sono stati creati altri 60 reati. Ve ne siete accorti? State meglio, state peggio? Allora il tema è che servono forze dell'ordine per controllare i territori, per prevenire questi episodi, servono misure alternative vere, reali, perché oggi quelli che vanno in carcere escono che sono ancora più criminali di come sono entrati. Allora, se noi non usciamo da un paradigma di promesse che si fanno al cittadino, che sono poi dopo prese in giro, purtroppo, qua si riempiono la bocca di dire che servono misure certe, e dico al mio amico Cristian Schiavon: perfetto, siete al governo, fatele queste riforme. L'unica cosa, avete pensato di riformare la giustizia per una roba di cui non fregava niente a nessuno dei cittadini, la separazione delle carriere, che non avrebbe cambiato nulla. Siete al governo, ma fatele queste robe. Siete al governo da 4 anni con una maggioranza bulgara e non avete fatto niente. Di cosa avete fatto? I decreti di sicurezza, di cosa? La Lega ha il ministro degli interni che è leghista, ma cioè, no, mi pare. Allora, scusa Stefano, farei rispondere anche... Fatele le pene certe, cioè, non so cosa stiamo parlando. Ok, farei rispondere a Cristian. Allora, non volevo buttarla nella politica sul caso in primis, però ricordo all'amico Stefano che è vero, la Meloni governa da 4 anni, però siccome lui punta anche sull'aspetto formativo, non mi pare che le scuole, caro Stefano, dal dopoguerra a oggi, o comunque il PD non abbia mai governato. Allora io non ho mai fatto quello che guarda indietro, però alla tua affermazione rispondo che la scuola sta sbagliando e la scuola non è gestita sicuramente da filosofie di centrodestra, dove magari le regole vengono insegnate per essere rispettate, e quale mi risulta che invece qualche professore scateni ire e proteste contro chi vuole il rispetto delle regole. Quindi io non sto qua a dire chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato, non è il caso di metterla in questa situazione, in questa polemica, in questo caso con il caso Terrin, però insomma va fatto mea culpa secondo me a 360 gradi. C'è bisogno delle pene certe, sì certo, c'è bisogno anche di un'altra cosa, Stefano, che voi siete contrari all'aumento dei carceri, c'è bisogno di avere nuove strutture dove poter, non dico incarcerare, però portare in detenzione persone che sbagliano. E ti ripeto poi che non voglio fare polemica, però ci sono paesi amici della sinistra dove le pene non sono certe, sono capitali, quindi, e non voglio arrivare a questi estremi, però tutti assieme oggi bisognerebbe dire sì, c'è bisogno di una pena certa, bisogna che questa venga attuata e messa nelle condizioni per essere portata avanti a 360 gradi, perché 5 anni non sono 80 anni indietro, insomma, quindi ripeto, io vorrei fermarmi qua perché non voglio entrare nel caso Terrin e parlare di politica, perché è un caso umano. L'abbiamo già detto, caso Terrin, insomma, a parte, vicenda tutt'altro, qui stiamo parlando proprio di sicurezza, ecco, di sicurezza e anche di quello che percepiscono i cittadini, cioè l'insicurezza in questo momento, rapine, aggressioni, truffe, furti, insomma la situazione che si sta complicando, Stefano. No, ma assolutamente, ma io, guardate, io lo dico con assoluta fermezza. Se vogliamo, il problema ad esempio, cioè la provincia di Treviso negli ultimi 15 anni ha perso 120 membri delle forze dell'ordine, anzi 120 della polizia di Stato. Allora, di cosa stiamo parlando? Quando questi qua vengono a parlarci di pene certe, ma parliamo di gestione della sicurezza sul territorio.
Perché la gente, al di là delle pene certe, che per carità si tratta di un problema di esecuzione della pena, a me va benissimo, cioè se vogliamo facciamolo, per carità, io non sono al governo né in città né in regione né a livello nazionale, quindi non capisco come posso incidere, però se vogliono parlare di pene certe lo facessero. Ma io vedo la destra perdersi in grandi battaglie di distrazione di massa per evitare gli discorsi scomodi. Allora, servono forze dell'ordine sul territorio. Il sindaco Conte è andato a battere cassa al Ministero degli Interni, è tornato con 8 membri aggiuntivi della polizia nuovi. Perfetto, ne andranno in pensione 15 e quindi diciamo così che il saldo rimane negativo. Io sinceramente dico che per parlare di sicurezza serve una presenza vera, reale, percepita delle forze dell'ordine sul territorio, che siano i poliziotti di quartiere, la polizia di quartiere, la polizia locale, che sia la polizia di Stato. Questo è quello che interessa ai cittadini. Quindi serve mettere mano al portafoglio, purtroppo. Allora, visto che mettere mano al portafoglio sono tutti bravi a impegnarsi in altre robe, ma mettere mano al portafoglio non lo fa mai nessuno, io dico, vogliamo parlare di sicurezza? Perfetto, allora delle due l'una, o si fanno proposte concrete oppure si fanno promesse. Ok, aspetta Stefano, perché sennò non riusciamo a fare... Promesse. Certo. Appena certa, forze dell'ordine. Allora, detto che Treviso secondo me è una città che rispetto ad altre, Stefano ha ragione, non governa a Treviso, ma a me piace andare a vedere le città governate da sinistra come sono, e sono veramente l'apoteosi della libertà nel fare quello che si vuole, e anche questo non va bene. Detto questo, a Treviso le forze dell'ordine, che sia polizia, carabinieri, polizia urbana, finanza, esercito, sono state chiamate a svolgere un percorso di sorveglianza, ed è stata un esperimento molto valido. Io chiedo a Stefano come mai, quando però una persona viene arrestata e arriva in tribunale, 2 ore dopo viene rilasciata. Qua non è questione di pena o non pena, è questione forse di avvocati troppo bravi, di giudici che permettono il rilascio di pene che non vengono considerate tali da non essere prese nella misura giusta. Non lo so, c'è qualcosa che non funziona, perché non è il problema Treviso, il problema si chiama Italia, si chiama Europa, si chiama un qualcosa che ormai ci è sfuggito di mano, perché, ripeto, 50 anni fa non era così, oggi è tutto scontato, oggi bisogna sempre cercare giustificazione. Tempo fa ho discusso con un cittadino che giustificava il ragazzo che dal carcere ha fatto un video contro il sindaco. Ma stiamo scherzando? Cioè, qui c'è un sistema culturale che è allo sbando, c'è un qualcosa che è permesso, ormai è tutto normale. Io ripeto, poi faccio discussioni anche con mio figlio sulla musica trap, anche questo è un modello educativo sbagliato, perché se io ho cantanti, ho generi musicali dove si parla di pistole, di macchine, di denaro, c'è qualcosa che non funziona. Cito solo che mi è capitato l'altro giorno di vederlo invitato ad un festival, tale bello figo, mi sono andato ad ascoltare una canzone, ma per me questo è da galera, questo qua va censurato, cioè sarò di destra, sarò quello che volete, ma i giovani non possono ascoltare quelle parole, non devono a 10, 15, 12 anni ascoltare che tutto è permesso. Certo. Non è permesso, non è concepibile. Stefano. Mi fa sorridere perché davvero i giudici e gli avvocati sono tenuti a muoversi all'interno di un contesto di leggi che fa il Parlamento. Allora io ribadisco, se al mio amico Cristian Scavon
non va bene quello che fanno i giudici, non se la deve prendere con i giudici, perché probabilmente le leggi italiane sono scritte coi piedi. Allora lui deve prendersela di più con i suoi rappresentanti in Parlamento e gli deve dire: sentite, guardate che scritte come sono scritte, i giudici sono chiamati a rispettarle e e a noi non va bene. Basta, cambiate le leggi. Cioè, ma avete la maggioranza, ma di cosa stiamo parlando? Stefano, tu sai che per cambiare una legge non lo puoi fare in un minuto, sei abbastanza consapevole di questo. Quindi la sinistra ha governato 80 anni, adesso la mettiamo sempre cambiate. Le regole e le leggi ci sono, se non vengono fatte applicare è un altro problema. Se non vengono prese nel posto e nel momento giusto. Anche perché tu mi dici governiamo noi, sì, quanti anni avete governato voi? Dove tutto era permesso, dove tutto perché se il vostro stile di amministrare si chiama Bologna, con il sindaco che chiama in piazza la gente a manganellare i carabinieri, è un ulteriore insulto alle regole di una comunità. Ma io non voglio buttarla su questo, io dico solo che le leggi può darsi che ci siano, non sono un giurista, cercherò di informarmi, come te io faccio numeri, però devono essere applicate. Io non ho detto abbiamo bisogno di nuove leggi, io ho detto che le leggi che ci sono devono essere applicate nella maniera corretta e mi informerò anche nel capire perché non vengono fatte applicare. Questo è un impegno che mi prendo. Io volevo, Stefano, se mi permettete, che abbiamo pochissimo tempo, però anche commentare una cosa che riguarda Treviso, perché sennò purtroppo sulla sicurezza davvero ci sarebbe moltissimo da parlare, ed è il discorso delle maxi bollette dovute alla caro energia, gas. Al comune dice i rincari costano 1 milione. Allora, SNI, nel senso che come ho specificato anche sia nel Corriere che il Gazzettino, è in via prudenziale, sono stati accantonati, comunque non è una variazione che abbiamo fatto adesso, era già in via prudenziale accantonata nei mesi scorsi, nell'ultimo anno, una somma che va a rimpinguare l'appalto energia-calore che il Comune ha in essere, quindi è in via precauzionale un tesoretto, chiamiamolo così, messo da parte nell'eventualità dovessero crescere ancora le utenze. Tanto sta, apro e chiudo parentesi, ieri ho fatto il gasolio, mi viene male perché stava a 2,15 euro, quindi nonostante gli sconti 2,15 euro oggi va a impattare l'energia in una maniera spaventosa nelle tasche di tutti, quindi che siano aziende, che siano cittadini, che siano pubbliche amministrazioni. Quindi ci siamo messi solamente al riparo da possibili nuovi aumenti, senza trovarci fra qualche mese a dover mettere mano al portafoglio. Quindi, però questo è un dramma un po' per tutti. Penso anche perché non sembra che ci sia una soluzione in questo momento. In questo momento non lo so, ma penso che anche Stefano riceva quotidianamente un po' lamentele da chiunque su tutto che aumenta, dall'energia. Sta diventando, non dico un dramma sociale, però insomma si sente nelle tasche, lo sentiamo tutti. Stefano? Sì, l'unica cosa che non aumenta sono gli stipendi in Italia, tutto il resto aumenta purtroppo. Guardate, su questo da parte nostra insomma c'è sempre stata la massima disponibilità, la massima comprensione anche in consiglio comunale, perché appunto certi rincari sicuramente non dipendono dalla gestione del comune, quindi sono spese o sono comunque degli impegni che vanno portati avanti, insomma. L'unica cosa che noi non possiamo che auspicare è che ci sia un'attenzione nella gestione, che so da esserci da parte di Cristian Schiavon, che ci sia una sensibilità affinché questi rincari non vadano a colpire indirettamente le fasce più diciamo così
già messe in difficoltà da parte di questi ulteriori rincari. Penso ad esempio a tutto quello che è stato aumentato a Treviso, dai parcheggi all'addizionale IRPEF, agli impianti sportivi, agli asili nido, ai buoni mensa, al trasporto pubblico, sia locale che scolastico. Purtroppo appunto di fronte a certi rincari sarebbe bello riuscire a, diciamo così, renderli, a spalmarli su chi ha di più, in modo che possa contribuire di più rispetto a chi ha di meno, e non che siano invece dei rincari lineari che vanno a colpire quindi soprattutto le fasce più bisognose. È troppo facile alzare le tariffe del comune per tutto, per gestire questi rincari, e quindi grazie. Purtroppo, Grazie Stefano, facciamo rispondere a Schiavon, che siamo al termine. Sì, no, confermo che anche da parte delle forze che siedono in minoranza, e soprattutto anche in Stefano che è in commissione, c'è sempre stato la massima disponibilità a capire. Sono d'accordo con lui ed è nostra intenzione di non andare a colpire ulteriormente chi purtroppo non vede come tutti aumenti di stipendi. In questo momento, da quello che capisco, purtroppo a livello nazionale siamo penalizzati dai macro bonus che sono stati fatti negli anni del Covid, che vanno anche a penalizzare una situazione generale. Speriamo il prossimo anno finiscono anche questi benefici, o gran parte, perché il 110 si esaurisce il prossimo anno, e che a Dio piacendo si riesca anche a intervenire poi a livello nazionale nelle tasche dei cittadini, perché obiettivamente è corretto. Grazie davvero a Cristian Schiavon, grazie anche a Stefano Pelloni. Siamo arrivati davvero al termine, grazie a tutti e due, speriamo di avervi qua ancora nei prossimi giorni. A me non rimane che salutarvi, ringraziare ovviamente i registi Francesca Pezzo e Edoardo Paris che ci hanno seguito fin qui. Abbiamo appuntamento per domani, grazie e arrivederci.